di stare qui in rappresentanza dell'area metropolitana di Napoli è una cosa che almeno io mi auspicavo da anni e sono stato uno dei promotori a sollecitare questa iniziativa di stasera, perciò lo ringrazio pubblicamente, ma sono un po' più deluso del passato, vedo sempre più assenze, vedo che gli anni dell'area metropolitana di Napoli riesce a mettere intorno a un tavolo tutti comunque interessati a questo punto. E questo è grave. Se questo è vero anche quello che dicevi, dobbiamo fare delle proposte operative, ma non fare lo sfogatorio. Io non sto qui per fare lo sfogatorio, voglio fare delle proposte operative. Datosi che il comune di Pozzuoli è uno dei comuni che poi alla fine ricade in tutto in questi comuni che non si interessano e che non vengono a questi incontri, allora io pongo il primo problema perché voglio veramente che ci sia una soluzione. Parto dal problema che noi abbiamo appianato alla Pietà, un problema endemico che ha una sola responsabilità, è il Comune di Napoli. E allora se è vero che noi vogliamo essere operativi, se avessi la possibilità avrei preso un camion di pietre di tufo con un muratore e avrei murato. Da se non lo posso fare mi arrestano perché non può bloccare una fonte di quella portata, però io mi pongo il problema. Se tutti ci vediamo che dobbiamo dare una soluzione a questo problema, io dissi in quella riunione, sarebbe opportuno che non vengano solo i politici a questi incontri, ma vengono con i rappresentanti tecnici dei loro comuni. E io l'ho fatto stasera sul mio direttore tecnico, perché alcune cose io non ne capisco, non sto in grado neanche di dare un punto. Però voglio dire, vogliamo cominciarci a porre il primo problema, assessore, che è quello come risolvere il problema giù a Tonga, di Canale. Quella è una fogna che ad ogni pioggia supera e va e tutti i giorni siamo più giorni. È una vergogna. Ripeto questi di pochi giorni fa, che scarica il cielo. Abbiamo tanti di quei documenti e tanti di quegli atti che il Presidente dell'area metropolitana se ne fa carico nel senso che o trova una soluzione o si fa dare punti dal governo, dalla regione e comincia a parlare di una condotta di 1000 metri e la butta sopra. Cioè noi non possiamo parlarci addosso per anni e anni, il problema sappiamo qual è e poi non lo affrontiamo mai. Questo è il problema serio, è uno dei primi problemi che si deve preoccupare l'area metropolitana di Napoli per quanto ci riguarda. Per cui se ha bisogno di qualsiasi tipo di contributo, di sostegno tecnico, noi stiamo a disposizione. Chiarito questo argomento, la questione viticola. La questione viticola è inutile ripetere, lo sono detto tante volte, il mio sindaco ha denunciato a tutti i comuni che scaricano la viticola. Abbiamo fatto la denuncia all'autorità giudiziaria, siamo stati al Ministero dell'Ambiente dove abbiamo portato un dossier di tutta questa documentazione. Si diceva al Ministero che avrebbe predisposto una squadra dei NOM che avrebbe fatto un controllo su tutto il territorio, cosa che fino ad oggi a me non mi risulta che sia stata fatta. Oggi sento dire la proposta che hai fatto già l'altra volta, che hai ripetuto stasera, che può essere anche un fatto positivo, col comandante del corpo dei vigili dell'area metropolitana di Napoli, d'intesa con i comandi di polizia dei comuni interessati a fare una task force per fare un controllo su eventuali scarichi abusivi. Ben venga, diciamo anche questo, siamo a disposizione, dobbiamo collaborare, però noi dobbiamo affrontare i problemi per la loro importanza. Il sindaco di Pozzuoli ha fatto decine e decine di ordinanze al presidente e al dirigente generale dell'area di bonifica del bacino del Volturno, invitarli a ripristinare lo stato dei luoghi di quegli alberi, sia quello abruzzese che quello di Cavallo. Non è
fatto, ultimamente ha fatto un'ordinanza Rocco, ha detto, visto che la Regione Campania ha dato incarico alla società SMAP per la manutenzione del depuratore di Puma, ha fatto una cosa intelligente il sindaco, ha detto al consorzio del Fortuno vi invito a fare questo perché è vostra competenza, in subordine, ordino che lo faccia. Nel momento in cui è arrivata questa lettera si sono preoccupati, hanno messo alcuni lavoratori a fare delle pulizie, ma secondo me erano meglio che non venivano, perché hanno creato un enorme danno, hanno preso tutti questi rifiuti che stavano lì abbandonati e l'hanno messo o a destra o a sinistra di questo parco, creando danni all'ambiente, creando danni agli agricoltori, e tutto questo sta ancora lì. Ora, perché non dobbiamo preoccuparci di fare cose che ci fanno perdere solo tempo? Io direi, vogliamo dare dei segnali. Forse diceva bene l'assessore che mi ha preceduto prima, se loro pensano che quel carrozzone che è stata dal 1970 serve soltanto a portare gli stipendi a casa, ti posso assicurare che hanno preso miliardi e miliardi su tutto il territorio della Regione Campania, perché hanno preso soldi di bonifiche di zone che non sono mai andate, neanche a buttare un po' di priorità, e poi hanno preso i soldi della bonifica e se riprendono ancora su territori che non fanno niente, 400, 500, 600 euro al mese all'anno da questi cittadini senza fare nessun tipo di bonifica, ma tutti questi soldi senza che loro mangiare. E adesso, signori miei, la responsabilità è chi deve bonificare? Non ci sono fondi, lo direbbero, lo vedranno che la ragione il governo, ma non può venire certamente a Pozzuoli, togli la roba dal canale e la metti a destra e a sinistra. E allora io sono per dare il primo segnale, se lo vogliamo dare veramente. Vogliamo vedere col comandante della polizia municipale provinciale, insieme col mio comandante ci diamo un appuntamento a partire da domani, andiamo lì e denunciamo e chi ha fatto questo scempio. Lo vogliamo fare, sì o no? Perché noi abbiamo un dirigente che si è assunto la responsabilità di dare un incarico di lavoro creando ulteriori danni rispetto a prima. Non ho ottemperato solo. Se noi partiamo in questa direzione io lo disponibile, se no vuol dire che noi dobbiamo usare altri mezzi e se il caso lo faremo. Io sono convinto che lì arriverò. Sono convinto. Io sono per l'eccessiva democrazia di fare tutti i passi, compreso quello che abbiamo fatto stasera. Mi pensavo che stasera, essendo fatto un invito non da un sindaco, ma del sindaco dell'area metropolitana di Napoli, ci fosse stata un po' più attenzione, un po' più interesse. Questo lo dico nel tuo interesse, assessore, perché i problemi che abbiamo nella nostra zona sono tanti e se non si prendono di faccia non si risolvono. Ora, se noi non diamo un segnale forte nei confronti di questi sindaci che non hanno interesse a muovere una virgola, noi dobbiamo fare la nostra parte, la dobbiamo fare fino in fondo. Io per quanto mi riguarda sono disponibile a mettere a disposizione il comando vigili, con vigili, facciamo tutti i controlli, tutto quello che vuoi, però dobbiamo essere per lì. Domani tutti quei rifiuti che stanno lì all'Igor, chi li viene a prendere? Io voglio una risposta, chi li viene a prendere? Perché se questi non li levate, perché devono dare lo stipendio, mezz'ora di lavoro, prendono un po' di euro e mettono da fianco, non so più. Io ti prego di farti sentire su questo, di parlarne col Presidente. Semmai, se non è pure domani so che dovrebbe venire al depuratore di Roma il Bonavita. Io non ho problemi, io l'ho detto pubblicamente, l'ho detto sulla stampa, io l'ho detto per televisione, le responsabilità sono anche regionali. Se c'è bisogno di fondi lo sanno loro, se ce l'ha o non ce l'ha il consorzio, non sono venuto a saperlo io. Dimostrarsi cosa hanno fatto il consorzio tutti questi anni, con i soldi che hanno preso dai cittadini. Una cosa è certa, che noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini, perché se no facciamo soltanto campanillismo, facciamo passerella, l'estate è dietro la porta e
poi ci lamentiamo che i nostri mari sono inquinati e non riusciamo a risolvere i problemi che i cittadini ci hanno delegato a risolvere. Grazie.